di Direct Sport UDT, un cordiale buon pomeriggio dal Palasport di Via Pessina a Quartu. È il giorno del big match della C regionale Silver di basket, lo scontro al vertice tra De Logu Legnami, Quartu Sant'Elena e Speria Cagliari. Sono con il main sponsor Francesco De Logu, che ringrazio e saluto, questa copertina pre-partita. Siete tornati là dove dovevate stare dall'inizio della stagione. Buonasera a tutti. Sì, oggi partita fondamentale, importante con l'Esperia Cagliari. All'andata abbiamo perso la prima partita di 11 punti, oggi ci sarà la rivincita sperando di una vittoria. 2 sconfitte in avvio, poi 7 vittorie consecutive, siete diventati di fatto uno degli attacchi migliori del torneo. Un ingrediente particolare di questo pomeriggio è che si scontrano i 2 migliori attacchi ma anche le 2 migliori difese del torneo. Sì, sicuramente il cambio dell'allenatore e anche di alcuni giocatori all'interno della squadra hanno fatto sì che le prime 2 giornate siano state un po', cioè non siamo andate tanto bene, quindi abbiamo perso con l'Esperia e con Santa Croce Olbia, e oggi affrontiamo l'Esperia e sabato prossimo all'Olbia, quindi vincendo oggi e vincendo sabato riagganciamo loro al vertice. La De Logu Legnami non si nasconde, ha allestito un roster davvero di tutto il rispetto per la categoria. Quartu è una piazza davvero molto importante, tra l'altro molto popolata come piazza, non solo, anche appassionati di basket, con un trascorso storico, una De Logu Legnami che ha fatto la storia della pallacanestro negli anni 90, se non sbaglio. Diciamo che l'anno scorso, vincendo il campionato regionale, facendo la fase nazionale, quest'anno abbiamo costruito una squadra per ripetere il successo dell'anno scorso, quindi speriamo quest'anno invece anche la fase nazionale sia di buon auspicio. De Logu Legname è stato già sponsor nel basket a Quartu, col Basket Quartu, sono stato presidente un paio d'anni fa, quest'anno, questi 2 anni sponsor qua alla Ferrini. Devo ringraziare tutti i dirigenti che hanno fatto sì che il nostro marchio, la nostra azienda sia presente anche quest'anno all'interno del basket quartese. Gli appassionati di basket sanno della passione viscerale vostra, del vostro brand nel mondo del basket. Una caramella questa impiantistica nuova, il parquet di Via Pessina, una veste decisamente molto più calda per tutti gli appassionati, e la risposta arriva anche dal pubblico, perché si inizia a fare fatica a trovare posto sui gradoni. Sì, quest'anno la società ha fatto veramente un grandissimo sforzo realizzando il parquet nella palestra, e vediamo che ogni partita ormai facciamo il pienone qua al palazzetto. Meno 11 all'andata, qual è il pronostico di Francesco De Logu? Ma sicuramente è una vittoria, ce lo auguriamo tutti. Sperando magari anche di capovolgere il confronto canestri. Grazie allora Francesco De Logu, per noi un piccolo spot, andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta qua per raccontarvi De Logu Legnami contro Esperia più tardi. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? De Logu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. De Logu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo.
Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Pessina, Quartus Sant'Elena per il 10° turno del campionato di Serie C Silver di basket in campo Delogu Legnami. Quartus Sant'Elena e Esperia Cagliari. Si tratta in realtà del primo turno della gara di ritorno del massimo campionato regionale di basket. In campo ci sono due vere e proprie big del torneo, appaiate al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Santa Croce Olbia, con 2 lunghezze di ritardo, con i Granata però di Daniele Soro che hanno disputato una partita in meno. Diamo subito uno sguardo al roster presente qua sul rinnovato parquet di Via Pessina a Quartus Sant'Elena. Iniziamo dalla Ferrini con il numero 3 Maurizio Pedrazzini, con il numero 6 Davide Sanna, con il numero 5 Nicola Elia, con il numero 4 Mauro Graviano. A concludere il starting 5 di Antonello Sorci, con il numero 13 troviamo Gianmarco Fois. Dall'altra parte invece l'Esperia Cagliari si schiera con il numero 5 Edoardo Angius, con il numero 3 si tratta di Roberto Pintor, con il numero 10 qualche minuto per prendere contatto con i giocatori in campo, con il numero 10 dicevo Paolo Cornaglia, e poi ancora con il numero 9 Marco Pintor. Chiude il roster con il numero 8 Matteo Salone. Il risultato lo vedete è 3-0 per gli ospiti, dunque Esperia subito avanti. Un match davvero tanto atteso, un match decisivo in una fase particolarmente importante della stagione. Perché la Delogu Legnami ha perso le prime 2 sfide dell'anno, non ha mai nascosto le ambizioni di una classifica particolarmente ambiziosa. Qui arriva il canestro facile da sotto di Maurizio Pedrazzini, l'Evergreen che non tramonta mai, capace di incidere in maniera assoluta ovviamente in una categoria come questa di C regionale. Arriva il fallo fischiato a Davide Sanna sulla penetrazione tentata da Matteo Salone. 3-2 dunque il risultato. Le immagini sono di Mattia Zeni, commento di Mauro Farris. Un ricchissimo weekend quello sugli schermi di directasport.it. stiamo raccontando in contemporanea ben 4 eventi. Abbiamo iniziato il lungo weekend alle ore 14 di oggi con la pallamano femminile, la sfida tra Lion Sassari e Leno, ancora handball ma maschile con la sfida tra la Raimond e la compagine di Modena. Il grande basket qui sul parquet di Via Pessina, con la sfida appunto tra Ferrini e Esperia Cagliari. Davvero un lungo weekend che poi culminerà con la consueta giornata dedicata al calcio, quella di domani. Davide Sanna, spalla canestro, appoggia per il 6-4, dunque ospiti ancora in vantaggio. Ci concentriamo adesso su quello che sta accadendo. Un bello scarico qua sotto ancora per l'Esperia, con un bel canestro messo a segno da Marco Pintor. 8-4, dunque formazione Granata in vantaggio quando sono passati appena 2 minuti dall'inizio del match. Pedrazzini si riparte in punta da Davide Sanna, esce dal blocco Nicola Elia. L'1 contro 1 di Nicola Elia, ancora pallone sotto per Siriani, c'è il raddoppio difensivo, arresto e tiro di Siriani, pallone però che viene sputato dal ferro, palla fuori, sarà rimessa in attacco ancora per l'Esperia. Se ne incarica Edoardo Angius, giocatore impegnato anche con la maglia della Cagliari Dynamo Academy, formazione cagliaritana che sarà impegnata oggi in trasferta nel tentativo di invertire la rotta nella Serie 2 maschile di basket. Qui però il C regionale ed è di alto livello, arresto e tiro, qui errore ancora per l'Esperia, può ripartire in contropiede la Delogu Legnami. Scarico da parte di Graviano per Nicola Elia, che cecchino più che mai trova il canestro, che riavvicina la formazione quartese, che però subisce adesso un altro canestro e dunque accusa ancora un ritardo di 4 lunghezze. 11-7 per la formazione allenata da Daniele Soro. Ancora Davide Sanna, pallone sotto
Pallone sporcato in questo caso da Angius, pallone che però finisce fuori. Ci sono ancora 10 secondi per l'attacco bianco-verde. Avete visto il restyling della palestra di Via Pessina, restyling avvenuto a inizio stagione nella calda estate quartese. Petrazzini colpevolmente lasciato libero, resta il tiro soffice che riaccorcia l'elastico. 2 sole lunghezze di ritardo per la formazione allenata da Antonello Sorci, coach arrivato quest'anno che nonostante la giovanissima età vanta già un curriculum di tutto il rispetto. Inizia la sua carriera nel 2010 alla Dinamo 2000 Sassari, fino al 2013 assistente prima in Serie D poi in Serie C di coach Roggiani. Nel 2013 arriva anche l'importante riconoscimento come capo allenatore al Trofeo delle Regioni, percorso che gli vale prima la panchina della prima squadra, la Dinamo 2000, nella stagione 2013-2014 era allora il campionato di promozione maschile, poi ancora capo allenatore del Trofeo delle Regioni. Insomma già tanta esperienza per il coach sassarese, che non è partito benissimo con 2 sconfitte alla guida della formazione quartese, però poi si è ripreso con ben 7 vittorie. Intanto il tabellone è ancora fissato sull'11-9 per la formazione esperina, l'1 contro 1 di Edoardo Angius. Sfida Maurizio Petrazzini, arresto e tiro in allontanamento, pallone però che è troppo corto, può ripartire la Ferrina ancora con Graviano che sfrutta tutta la fisicità, un bel giro spallacanestro, appoggia di sinistro, subisce il fallo e dunque andrà in lunetta. Il fallo è fischiato al numero 9 dell'Esperia, cioè a Marco Pintor. Primo fallo per Marco Pintor. Intanto primo cambio in casa Esperia, entra con il numero 00 Stefano Chessa. Al posto del numero 10 Paolo Cornaglia. A segno il primo dei 2 tiri liberi di Mauro Graviano, mette a segno anche il secondo tiro libero. Dunque quando sono passati poco più di 3 minuti e mezzo il punteggio è 11-11, perfetta parità qua sul parquet di Via Pessina. Pallone un po' troppo lungo, riesce però a recuperare ancora l'Esperia, pallone nelle mani di Angius. Si riparte ancora da Roberto Pintora, arresto e tiro contro Petrazzini che ringrazia i dei del basket perché sfrutta la tabella e trova il 14-11 che vale ancora il più 3 Esperia. Graviano per Petrazzini, buona adesso la difesa da parte della formazione granata allenata da Daniele Soro. Graviano che prova ancora a richiamare l'attacco, c'è lo scarico per il compagno di squadra, pallone che però viene sputato dal ferro, allora può ripartire ancora l'Esperia, ancora con Roberto Pintor. Si riparte da Angius, Salone da 7,65, un metro in più rispetto all'arco. Può ripartire la Ferrini con Pedrazzini che però qua perde il controllo. Si riparte con la transizione di Stefano Chessa che decide però di rallentare, prova a cercare ancora i compagni di squadra, ancora con Pintor, prova ad attaccare l'1 contro 1 su Nicola Elia che a dispetto della età, Nicola Elia classe 76, continua a essere anche egli un giocatore di grande spessore. Arriva in canestro intanto da parte di Roberto Pintor, primo strappo, Esperia allunga 16-11 quando mancano 5 minuti esatti alla fine del primo quarto di gioco. Petrazzini, Graviano, pallone sotto, c'è l'errore ma c'è il grande rimbalzo ancora, addirittura 3 volte rimbalzo, e poi subisce anche il fallo il numero 13 Gianmarco Fois, un giocatore classe 1987 cresciuto cestisticamente nel Panda Monserrato, vanta nel proprio curriculum numerose presenze nel massimo campionato regionale con compagni di assoluto rilievo, quali la San Paolo Cagliari, l'Antoniano Quartu, l'Accademia Basket Sesto e Esperia Cagliari. Avere un elemento fondamentale nella coesione del gruppo dentro e fuori dal campo. 16-11 più 5 ancora per l'Esperia, Esperia che avrà la possibilità di ripartire con i 24 secondi in attacco. Chessa e Pintor a portare il pallone avanti, ancora l'1 contro 1 su Elia, prova il passaggio sul taglio in backdoor da parte del numero 15 Marco Lecisco Cortu, che però non si era accorto del passaggio da parte del compagno di squadra. Allora la Ferrini prova a ripartire, pallone sotto per
Siriani. Buona anche in questo caso la guardia difensiva da parte di Lecis Cocortu. Si riparte con 11 secondi in attacco per la formazione di casa. Elia, passaggio per il numero 6 Davide Sanna, che era liberissimo, ci riprova subito in transizione, si gioca con grande rapidità da una parte e dall'altra, un po' più lesta l'Esperia in questo caso, che chiude sul primo time out con un vantaggio di, dovrebbero essere 7 lunghezze. Il tabellone ancora segna 16-11, tabellone che si ferma sul 16-11, 4 minuti e 15 ancora da giocare, e allora direi piccolo spot e poi torniamo in diretta qui dal Palasport di Via Pessina. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Pessina, il risultato dice +7 per la formazione allenata da Daniele Soro, 18-11 risultato, 4 minuti e 15 ancora da giocare. In attacco adesso la Delogu Legnami, sulla rimessa Maurizio Pedrazzini, si riparte dal playmaker Mauro Graviano, in campo anche Nicola Elia, Marco Siriani e Davide Sanna, i top player della formazione allenata da Antonello Sorci. Siriani che prova a prendere posizione con Matteo Salone, che fa valere però anche egli il fisico. Ancora Siriani, c'è il raddoppio difensivo, addirittura va a triplicare la difesa all'Esperia. Qua c'è una bella penetrazione da parte di Nicola Elia, appoggio dolce in tiro rovesciato, e allora si riaccorcia ancora lo svantaggio per la formazione di casa, 18-13 il risultato, -5. Chessa riesce a scaricare bene per il numero 5 Edoardo Angius, arriva la tripla dall'angolo. Buon momento ancora per la formazione esperina, che dimostra grande precisione soprattutto da dietro l'arco. Graviano, ribaltamento per Sanna, ancora in punta per Elia. Graviano, ancora Pedrazzini in allontanamento. Pedrazzini sfortunato in questo caso, il pallone viene sputato dal ferro, riparte ancora l'Esperia con Edoardo Angius, stava per scaricare per Stefano Chessa, la penetrazione di Lecis Cocortu, arriva un gran passaggio per Stefano Chessa che non riesce ad appoggiare a tabellone, ci pensa però Lecis Cocortu, il più lesto di tutti a catturare questo pallone sul pitturato verde, trovare il canestro subendo anche il fallo. Dunque potenziale gioco da 3 punti, cambi in casa Esperia, esce Roberto Pintore ed esce anche Edoardo Angius. Al loro posto rientra Paolo Cornaglia e con il numero 25 in campo anche Davide Biggio. Forze fresche dunque per la formazione cagliaritana, 23-13 +10 per la formazione ospite, con Lecis Cocortu che ha la possibilità di allungare ancora e lo fa con un altro tiro libero per il 24-13, un po' in difficoltà soprattutto sul fronte offensivo. Intanto è entrato Marco Pilo per la Delogu Legnami, miglior marcatore della formazione quartese. Davide Sanna, che gioca a spalle a canestro, subisce il fallo da parte del numero 10 Paolo Cornaglia. Dicevo, Mirko Pilo miglior marcatore di squadra con 14,6 punti a partita. Intanto è Davide Sanna che trova una tripla importantissima quando mancano 2 minuti e 40, riavvicina ancora la formazione di casa, siamo sul 24-16, dunque 8 punti da recuperare. Ancora Esperia in attacco, pallone fuori ma recupera ancora il rimbalzo Salone, c'è l'attenzione difensiva da parte di Graviano che dà una mano a Siriani, pallone scaricato ancora ma pallone troppo lungo e arriva un rimbalzo alla meglio Cornaglia in mezzo alle maglie bianco-verdi.
nello specifico Nicola Elia e Mirko Pilo. Bel pallone adesso qua da parte di Elia per Sirianni, appoggio di sinistro, altro importante canestro per la Ferrini. 18-26, poco meno di 2 giri di lancetta alla fine del primo quarto di gioco. Lecis Cocorto, ancora pallone per Biggio, ribalta dall'altra parte ancora per Stefano Chessa, pallone che finisce fuori, tocca per ultimo il giocatore con la maglia bianco-verde, dunque sarà rimessa ancora per l'Esperia Cagliari. Cornaglia sulla rimessa, ci sono 14 secondi ancora da giocare per questo attacco esperino. Ancora Biggio, qua c'è il fallo in attacco, ineccepibile decisione da parte degli arbitri, che ricordiamo sono i signori Stefano Mele e Gian Mario Battaglia di Sassari, dunque 2 fischietti sassaresi per questo big match del Sud Sardegna. Classifica guidata in questo momento ancora dalla Santa Croce Olbia, ma la settimana prossima c'è un altro grande big match, quello tra Delogu Legnami, Quartus Sant'Elena e Santa Croce Olbia. Ferrini ancora in attacco con Sanna in possesso di palla, prova a portare il blocco Sirianni, non riesce poi ad essere servito da parte di Davide Sanna, arriva Nicola Elia, solo adesso pallone sul pitturato per Sirianni, fa valere i centimetri ma sbaglia l'appoggia a tabellone, arriva la difesa di praticamente tutti i giocatori con maglia rosso-blu sul centro della Ferrini, spera dunque che può recuperare il pallone. Angius bravo a costruire questo sovranumero, a scaricare poi ancora con l'aiuto di Biggio su Lecis Cocorto, il pallone però finisce fuori e dunque con 1 minuto e un solo secondo ancora da giocare non è d'accordo Daniele Soro su questa scelta arbitrale. Daniele Soro, allenatore classe 1975, che a Elmas ha iniziato e concluso la sua carriera, giocatore che è stato anche alla Virtus Bologna, vincendo 2 scudetti addirittura nel 1994 e nel 1995, allora furono 15 presenze e 21 punti, ha giocato anche a Trapani, Ferrara, Padova, Olbia, Potenza, Siena, Francavilla e tante altre piazze. È alla sua prima esperienza da senior, elemento importante nello staff tecnico dell'Esperia Cagliari, nel settore giovanile. Intanto però ci concentriamo su quello che sta accadendo alla fine di questo primo quarto, con Graviano che mette a segno 2 tiri liberi e dunque 26-20 la Ferrini Delogu Legnami, Quartus Sant'Elena e nuovamente lì a sole 6 lunghezze di ritardo. Biggio, Salone, Roberto Pintor per poco non perde il controllo della palla e poi il gioco tipico di Pintor, arresto e tiro, bravo in questo caso l'esterno dell'Esperia a costruirsi questi altri 2 importanti punti che ricacciano la Ferrini lontana 8 lunghezze. Sirianni scarica per Mirko Pilo, non è fortunata la Delogu Legnami in questo momento, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza. Bel taglio da parte di Salone, c'è l'aiuto di Elia che prova ad andare a cercare anche la stoppata. Ferrini che continua a peccare soprattutto sui secondi rimbalzi in chiave difensiva. Attenzione, un solo secondo, non c'è però il tempo, finisce il primo quarto di gioco. L'Esperia qua sul parquet di Pessina è avanti di ben 10 lunghezze, 30-20, per noi un piccolo spot e poi torniamo in diretta. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Pessina, Quartus Sant'Elena, Perla delle Golognami. Ci sono da recuperare 10 punti nel big match del primo turno di ritorno. Stiamo parlando ovviamente della prima fase della C regionale di basket, della Serie C Silver contro l'Esperia Cagliari, che è dunque in vantaggio. Sta per iniziare il secondo quarto di gioco. E allora si riparte proprio con la Ferrini. Prova a cambiare le carte intanto coach Antonello Sorci, chiama il blocco Davide Sanna, prova a cercare ancora Sirianni. Qua c'è un tentativo di ribaltamento, capisce tutto però Roberto Pintor e l'Esperia recupera un pallone. Qua però c'è infrazione di passi da parte del numero 25 Davide Biggio. Intanto sul fronte Ferrini è entrato in campo anche il numero 55 Ludovico Sanna. Ancora un errore però per la Ferrini. Rimbalzo qua di Marco Sirianni. Scarico ancora per Ludovico Sanna che trova per il numero 0, cioè per Casula, che trova una tripla, anzi un canestro da 2 punti importante. 30-22, 8:45 quella da giocare. Ancora Esperia in attacco con Salone, pallone per Lecisco Corto. Questa volta è la Ferrini che capisce tutto con Mirko Pilo, prova ad accelerare la formazione quartese. Mirko Pilo chiede anche l'intenzionale, arriva comunque un canestro che dovrebbe essere stato convalidato dai direttori di gara. No, non è così, canestro non valido e dunque rimessa d'attacco. Cambio intanto ancora sul fronte esperino, fuori Lecisco Corto e Matteo Salone. Minuti in campo nuovamente per Stefano Chessa e per il giocatore con la maglia numero 17 Piero Ganga. Sanna intanto rimessa, Pilo, Sirianni, ancora Sanna, chiamare i giochi in attacco, prova a uscire dal blocco Mirko Pilo, non c'è però lo spazio per tentare ancora una volta la tripla. Allora Pilo gioca l'1 contro 1, fa davvero fatica la Ferrini a trovare profondità alla manovra, si affida allora a questi tiri da 3 punti, pallone tentato ancora in questo caso da Davide Sanna, fa fatica a trovare profondità la formazione quartese in questo momento nevralgico della sfida. 30-22, 8 minuti ancora e 10 secondi, poco più ancora da giocare. Ancora Esperia in attacco, buone trame per la formazione esperina. Edoardo Angius che trova un canestro di prepotenza, canestro importante che riporta nuovamente avanti di 10 lunghezze la formazione granata. Ma non è per Sirianni, è però lontana da canestro, soprattutto c'è la guardia difensiva da parte di Stefano Chessa, si intestardisce un po' Sirianni e poi è bravissima davvero la formazione ospite ad allungarsi in difesa. Ancora un altro pallone recuperato, poi toccato per ultimo dai giocatori con la maglia bianco-verde. Dunque sarà ancora attacco per la formazione quartese, ancora con Roberto Pintor. Scarico per Edoardo Angius, pallone che arriva nel cuore del pitturato, questa volta però non riesce a recuperare la palla il giocatore maglia rosso-blu. La Ferrini è rapidissima e riparte subito in attacco, subisce in questo caso fallo. Nuovamente un cambio, fuori Davide Sanna, dentro Mauro Graviano.
22-32, 7 minuti e 30 ancora da giocare. Siete su Directasport.it, la TV dello sport sardo. Pensate, 12 eventi in questo weekend. La nostra mission: promuovere e raccontare lo sport, soprattutto quello dilettantistico della Sardegna. Graviano sfrutta tutta la sua fisicità, subisce il fallo in questo tentativo spalle a canestro. Abbiamo detto prima dell'handball maschile e femminile dell'Esperia, ma tra poche ore sarà la volta di Alessandro Goldi, il pugile isolano che, passato di categoria nei pesi supermedi, proverà a Villacidro, a casa sua, ad avere la media nel match internazionale contro l'atleta georgiano Jaranidze. Collegamento da Villacidro con il nostro Roberto Rubiu a partire dalle ore 21 circa, dunque serata davvero lunga, lunghissima sugli schermi di Directasport. Vi ricordo che tutte le produzioni di Directasport potranno poi essere riviste sul digitale terrestre, canale 13, grazie alla collaborazione con Telecosta Smeralda, un modo per tenere vicini tutti gli appassionati alla TV tradizionale, la comodità del divano di casa. Intanto arriva un altro canestro per la Ferrini, 32-25, 7 lunghezze da recuperare per la formazione di casa. Ancora Esperia in attacco, Edoardo Angius non ha fretta, il giocatore con la maglia numero 5, arresto e tiro di Angius. Un altro importante canestro, grande personalità e grande temperamento da parte del giocatore esperino. Qui c'è un fallo fischiato alla Ferrini, 25-34 risultato, 6-47 ancora da giocare. Ancora un pallone sporcato e poi recuperato dalla formazione cagliaritana. Roberto Pintor, pallone recuperato ancora dalla Ferrini con Graviano che prova a spingere, rapida transizione e ancora una volta riesce ad arrivare per ultimo sulla palla Roberto Pintor. Non sono d'accordo i giocatori però Esperini e alla fine le plateali proteste portano i direttori di gara a un cambio di rotta. Si riparte dunque con la rimessa per i giocatori in maglia rosso-blu. Ancora Roberto Pintor, scivola qua in difesa Marco Siriani, avrebbe tutto il tempo per cercare la tripla Edoardo Angius, finta invece poi cerca la penetrazione, subisce un fallo che è sembrato involontario, in questo caso Mauro Graviano, fallo che è stato fischiato comunque a Stefano Chessa. Intanto è in bonus, si alza la bandierina per la formazione esperina, arriva un cambio, esce il numero 25 Cornaglia. Scusate, Davide Biggio. Graviano intanto in lunetta, 6 minuti e 16 da giocare. Canestro 1-2 dunque per l'ex playmaker della Fotodinamico Sestu. Mette a segno anche il secondo, 27-34, 6 minuti e 13 da giocare. Ferrini ancora lì ma non riesce a dare la sterzata vincente per tornare al passo con la formazione esperina. Intanto viene fischiato un fallo proprio per la formazione di casa, fischiato al numero 4 Mauro Graviano. Si tratta del primo fallo personale di Graviano, scusate, il secondo fallo personale di Graviano. Ci saranno dunque 15 secondi da giocare ancora per l'Esperia. Salone libero ma non è preciso da dietro all'arco, all'angolo. Riparte ancora allora la Ferrini con Graviano, per poco non riesce a recuperare la palla, ancora l'Esperia. Si riparte ancora dall'attacco quartese con Pilo, difesa che crea problemi, quella dell'Esperia. Recupera il pallone ma c'è un fallo qua fischiato a Salone, non è molto d'accordo. Vediamo quale sarà qua la reazione da parte dei direttori di gara. Anche in questo caso la reazione plateale del giocatore con la maglia numero 8.
Fallo comunque fischiato all'Esperia, che come detto era in bonus, e dunque altri 2 tiri liberi per la Ferrini. Cambio, esce Piero Ganga, entra il giocatore con la maglia numero 9, si tratta di Marco Pintor. Il Lunetta invece con la maglia numero 0 Casula, non va a segno il primo dei 2 tiri liberi di Casula. Dentro invece il secondo, 28-34, 6 lunghezze di ritardo per la Dialogo Legnami quarto. Angius, vera anima offensiva, soprattutto in regia dell'Esperia Cagliari. Subisce ancora fallo la Ferrini ed è il momento anche di Manuel Fois, lo vedete entrare con la maglia numero 23, entra al posto di Casula, prodotto del vivaio della Scuola Basket Cagliari, prodotto di proprietà della Ferrini Quartus Antena, un giocatore dotato di grandissime gambe, grandissime doti atletiche. Vediamo quanto sarà capace di incidere sul match. Intanto recupera il primo pallone che consegna poi immediatamente a Mauro Graviano, che però anche in questo caso commette una leggerezza, perché per poco Pintor in combinazione con Stefano Chessa stava recuperando ancora un pallone. C'è Sirianni, ancora spalle a canestro, ma c'è ancora un raddoppio difensivo. Arriva il fallo fischiato a Edoardo Angius. Anche in questo caso i giocatori Sperini non sono d'accordo, anche a noi in effetti è sembrato comunque un fallo non particolarmente vistoso. In ogni caso Sirianni va nuovamente in lunetta, dunque la possibilità di riavvicinarsi sino almeno 4 qualora Sirianni dovesse mettere a segno entrambi i tiri liberi. A segno il primo dei due, non va a segno il primo dei 2 tiri liberi di Marco Sirianni. Vediamo, prova il secondo viaggio dalla lunetta, giocatore con la maglia numero 20. Anche in questo caso c'è l'errore, peccato, uno 0-2 che poteva riavvicinare e di parecchio la formazione quartese. Qua Sirianni rischia anche di commettere un fallo in attacco, pallone debole, grande transizione da parte della Ferrini, ma ancora una volta l'Esperia è lesta e attenta con Roberto Pintor, con l'esperienza di Roberto Pintor, a sporcare ancora una volta questo pallone. Allora se la rimessa in attacco ancora per la Ferrini. Fois subisce il fallo da parte di Stefano Chessa. Dunque in questo momento sono praticamente 4 falli in fila da parte dell'Esperia. Coach Daniele Solo non può fare altro che ricorrere ai cambi in panchina, si lamenta con gli arbitri. Intanto nuovamente minuti di gioco per Biggio e lunetta va proprio Manuel Fois, che mette a segno il primo dei 2 tiri liberi. Sbaglia invece il secondo, 29-34, dunque se qualcosa si può rimproverare la Ferrini in questo momento assolutamente delicato è la non particolare precisione nel tiro dalla lunetta. Canestri che avrebbero potuto rimettere a posto un tabellino che comunque, grazie anche a questo canestro del numero 55 Ludovico Sanna, attenzione, 31-36, ma c'è ancora un errore da parte di Graviano, si corre tantissimo, qua non se la sente Lecisco Cortu di scaricare per Biggio, prova invece ancora la penetrazione Pintor. Arriva il cambio, 9 minuti per Nicola Elia, fuori il numero 4 Mauro Graviano, ha dato tantissimo in questa fase della gara. Qualche minuto di riposo per il massiccio playmaker di Casa Ferrini. 14 secondi, l'attacco è Sperino, qua si dimentica ancora una volta la difesa di Casa del taglio verticale verso canestro, e ora arriva un altro facile canestro per Stefano Chessa. 38-31, 3 minuti e 55 ancora da giocare. Elia, arresto e tiro dietro l'arco senza il ferro, tripla fondamentale qua di Nicola Elia, che come spesso è successo in carriera
lo ricordiamo anche con la maglia della Fotodinamica Sestus, spesso canestri davvero decisivi. Questo potrebbe essere uno di questi, perché riavvicina la formazione di casa sul -4, 38-34, quando mancano 3 minuti e 38 secondi ancora da giocare. Ancora un pallone per Salone, ma qua c'è un ottimo raddoppio difensivo. Fois riesce a sporcare questo pallone ma non impossessarsi della sfera. Qua commette però fallo nei confronti di Stefano Chessa, doveva giocare più di gambe l'ex giocatore della scuola basket Cagliari, invece colpisce anche con un braccio in questo tentativo di penetrazione spalla canestro di Chessa, e dunque sarà ancora rimessa per Esperia, che ha 14 secondi per concludere l'attacco. Pintor, Salone, arresto e tiro di Salone come prima da distanza notevole, pallone però che colpisce solo il ferro, e dunque ancora un attacco per la Ferrini. Sirianni, numero 55, Ludovico Sanna, pallone però che non colpisce neanche il ferro, dunque un'altra occasione sprecata per la Delogu Legnami. Intanto davvero non c'è più un angolo di posto qua sui gradoni di via Pessina a Quartu Sant'Elena, palestra oggetto di un davvero importante e piacevolissimo restyling col parquet, ma non solo. Attenzione, qua è bravo a giocare di taglia fuori Ludovico Sana, pallone che viene recuperato poi insieme a Marco Sirianni. Ora però Nicoli Lia ancora in possesso di palla, l'attacco contro Stefano Chessa, prova a recuperare centimetri, avvicinarsi al canestro. Tutta l'esperienza di Nicoli Lia per questo importantissimo canestro che riavvicina e riapre in maniera decisa la partita. 36-38, dunque 2 soli punti di ritardo per la formazione di casa adesso, che però commette fallo. In bonus anche la Ferrini, e dunque saranno 2 tiri liberi per l'Esperia, nello specifico per Stefano Chessa. Chessa che mette a segno il primo dei 2 tiri liberi. Sbaglia però il secondo tiro libero. Fois, Elia, pallone sotto per Siriani, ancora una volta Pintor è più rapido di tutti, sbuca da dietro e sporca questo pallone. Intanto ritorna sul parquet, era rimasto lontano più del solito Maurizio Pedrazzini, che ritrova dunque il campo quando mancano 2 minuti e 19 secondi. Qua Ludovico Sanna commette un errore decisamente ingenuo, facile canestro in transizione per l'Esperia, dunque tutto da rifare. 41-36, nuovamente mette il naso avanti la formazione cagliaritana. Fois, eccola la penetrazione di Fois, che però scarica su Pedrazzini. Pedrazzini però era già decisamente più avanti rispetto alla linea di passaggio, dunque pallone che si spegne lateralmente. Spera che può ripartire, palloni delicati questi per la Ferrini. Roberto Pintor, ancora la penetrazione di Stefano Chessa, arriva quella che a tutti noi è sembrata una stoppata da parte di Emanuel Fois. Secondo il direttore di gara non è proprio così, non solo la mano sulla palla ma anche il corpo rovinato sulla penetrazione di Stefano Chessa, dunque è fallo secondo il direttore di gara, che ricordiamo sono i signori Stefano Mele e Gian Mario Battaglia di Sassari. E dunque 1 minuto e 47 secondi ancora da giocare, la Ferrini è in ritardo di 5 lunghezze. Chessa va a segno col primo dei 2 tiri liberi, 36-42. Sbaglia invece il secondo, viaggio in lunetta.
Dunque ancora 6 punti da recuperare per la Ferrini. Elia che chiama il gioco in attacco. Gioco in attacco che permette di liberare proprio Nicola Elia, che fa 2 su 2 da dietro l'arco e dunque riavvicina ancora la formazione allenata da Sorci sul -3, 39-42. Pecca però in difesa, in questo caso lo stesso Nicola Elia, che concede la penetrazione di Stefano Chessa. Nuovamente -5 per la Ferrini. Davide Sanna, pallone sotto per Manuel Fois. Ancora una volta ovunque le maglie difensive dell'Esperia. Qua la penetrazione di Davide Sanna, bravo l'aiuto difensivo di Salone, che però commette fallo in questo scivolamento laterale, e saranno dunque 2 tiri liberi per l'ex giocatore tra gli altri anche del Calasetta. Lo vedete con la maglia numero 6, ha il compito di mettere dentro questi 2 tiri liberi a 1 minuto dalla fine del secondo quarto. Assegno il primo dei 2 tiri liberi, 40-44. Assegno con l'aiuto del ferro e del tabellone anche il secondo tiro libero, dunque ancora 3 lunghezze da recuperare. Ferrini non è mai riuscita a mettere il naso avanti. Qua pallone che viene toccato per ultimo da Roberto Pintor. E dunque arriva alla fine del secondo quarto la possibilità per la Ferrini di impattare in questa sfida, in cui almeno nella sua parte iniziale, nella prima metà di gara, sta faticando soprattutto in chiave offensiva, anche se in realtà ha sbagliato qualcosa anche in chiave difensiva, concedendo forse troppi rimbalzi alla formazione esperina. Sanna perde solo per un attimo il controllo della sfera. Qua si prende un tiro decisamente fuori ritmo Davide Sanna. Qualche problema da parte dei giocatori nel controllo della sfera. Salone qua in penetrazione, c'è però il rimbalzo di Pedrazzini che fa tutto da sola, arresto e tiro, arriva di tabella la tripla che vale il 44 pari e non c'è più tempo, ci prova anche Pintor. Dunque una tripla di Pedrazzini di tabella porta la Ferrini a impattare sul 44-44. Davvero una prima fase di gioco molto molto complessa per la formazione quartese, che ha faticato, come detto, in attacco, anche in difesa, concedendo un po' troppi e soprattutto secondi tiri alla formazione granata. Finisce dunque il primo tempo 44-44, perfetta parità qua sul parquet di Via Pessina. Per noi un po' di pubblicità, ma state su Directa Sport, che tra circa 10 minuti torneremo qui per raccontarvi il secondo tempo di De Logo Legnami, Quartus Sant'Elena Esperia. A più tardi. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Pessina, Quartus Sant'Elena, 44-44. Questo è il risultato dei primi 20 minuti della sfida tra De Logo Legnami, Quartus Sant'Elena e Esperia Cagliari. Una Ferrini che ha faticato nella prima parte di gara, è stata sempre sotto, ha concesso qualcosa di troppo soprattutto nei rimbalzi offensivi alla formazione esperina, brava comunque a costruire ottime trame. È una Ferrini che ha faticato anche in attacco, affidandoti spesso al tiro da dietro l'arco con poca precisione. Poi ci ha pensato Nicola Elia con 2 triple importanti a rimettere in scia la formazione nata da Antonello Sorci, che ha chiuso con un canestro di tabella da parte di Maurizio Pedrazzini, impattando sul 44-44. Le squadre sono nuovamente in campo, allora ci accingiamo a raccontarvi gli altri ultimi 20 minuti della sfida. Con l'Esperia che riparte da Roberto Pintor, la penetrazione di Matteo Salone, arresto e tiro, gioco spalla canestro di Salone. Qua però è brava la Ferrini con il raddoppio difensivo, ancora Pintor, scadono i 24 secondi, arriva però una tripla da parte del giocatore con la maglia numero 3, una tripla che vale nuovamente il 47-44. Dunque Esperia che riparte con il piglio giusto. Elia, c'è il blocco portato dal compagno di squadra, Pedrazzini subisce questa volta il fallo da parte di Matteo Salone. Bravo Salone a limitare Maurizio Pedrazzini soprattutto nel suo gioco spalla canestro nella prima parte della gara.
Ancora Ferrini in attacco con Davide Sanna, esce dal blocco Elia, pallone sotto per Petrazzini, un po' di fortuna qua in casa Ferrini, lo scarico di Graviano per Davide Sanna, pallone troppo facile, ancora una volta senza ritmo, non è stato fortunato in questa prima parte di gara Davide Sanna, soprattutto nel tiro da dietro l'arco. Diversi, almeno 3 i tentativi da dietro l'arco, non andati a buon fine. Angius invece per l'Esperia, Lecisco corto, pallone in backdoor per Matteo Salone, recupera molto bene la Ferrini che può ripartire con Mauro Graviano, chiama lo schema il giocatore con la maglia numero 4, pallone quasi consegnato per Nicolelia, anche in questo caso pallone in uscita dal blocco per il giocatore con la maglia numero 13, e cioè per Gianmarco Fois, che però non riesce a controllare la sfera, prova l'attacco ancora la Ferrini. Qua rimbalzo lungo, riesce ancora una volta a giocare l'attacco la formazione Esperina, che con Roberto Pintor prova a cercare il canestro. Ora però è la Ferrini che può provare a ripartire, 2 contro 2, Graviano, Sanna, arriva a rimorchio il giocatore con la maglia numero 13 Gianmarco Fois. Colpisce inavvertitamente Edoardo Angius, contatto ovviamente fortuito, tutto a posto, nulla di grave per Angius. Pesi decisamente differenti quelli di Fois e Angius. 47-44, 8 minuti e 3 secondi. Intanto Elia non è d'accordo con questa scelta arbitrale. Ricordiamo sfida che all'andata su campi ovviamente invertiti si è conclusa con la vittoria dell'Esperia Cagliari con ben 11 punti di vantaggio, dunque importante anche il confronto di differenza canestri, soprattutto per la conquista del primo posto in classifica, classifica che ricordiamo al momento è guidata dalla Santa Croce Olbia. Si può ripartire, Pintor lasciato liberissimo, non trova però il canestro, recupera ancora la Ferrini con Nicolelia che prova a ripartire, scarica per Davide Sanna, si riporta, chiama il blocco di Gianmarco Fois, prova a giocare in pick and roll, non c'è il pick and roll, allora lo scarica ancora di Davide Sanna per Graviano, scusate, che è costretta a un tiro in controtempo, subisce il fallo Mauro Graviano e allora il giocatore con la maglia numero 4 andrà in lunetta per altri 2 tiri liberi. Allora ecco il primo dei 2 tiri liberi di Mauro Graviano, a segno, giocatore con altissime percentuali, playmaker classe 1989, cresciuto nel vivaio della scuola basket Cagliari, ma che sin da giovanissimo ha calcato palcoscenici di categorie nazionali con la maglia della Russo Cagliari, toccando anche l'apice, ricorderete in A dilettanti, era la stagione 2008-2009. Poi una parentesi oltre Tirreno, a Recanati, poi Firenze, poi rientrato in Sardegna, prima nella Fede della Russo in B2 e poi nella trasformazione societaria con la maglia dei Pirates Accademia Basket. Per lui 9,6 punti di media in questa C regionale, ma soprattutto prezioso giocatore nella gestione del gioco offensivo. 47-46, intanto Ferrini nuovamente lì a un passo, la penetrazione di Davide Sanna, pallone un po' troppo lungo, c'è il rimbalzo da parte di Fois e arriva il primo sorpasso della formazione quartese dopo che sono passati poco meno di 23 minuti, 48-47 il risultato qua
sul tabellone di gioco dell'impianto sportivo di via Pessina a quartu. Dunque vantaggio Ferrini. Lecisco Cortu, arresto e tiro, gioca molto bene Spallacanestro, addirittura riesce a spostare la posizione difensiva di Mauro Graviano. 49-48, dunque botta e risposta è chiaro in questa fase del match. Il blocco chiamato da Fois ancora per Pedrazzini, non è rapidissimo a girarsi verso canestro Fois, arresto e tiro di Maurizio Pedrazzini, anche in questo caso un pallone corto, può ripartire l'Esperia con Edoardo Angius, arresto e tiro qua da parte di Lecisco Corto, aiuto del Ferro, altri 2 punti, 3 punti di vantaggio ancora per l'Esperia. Graviano, pallone per un attimo nelle mani di Davide Sanna, circolazione orizzontale per la formazione quartese. Gianmarco Fois che sta dando un po' di verticalità al gioco quartese, qua cade inciampando sul corpo di Stefano Chessa, nulla di grave, però si rialza subito Gianmarco Fois. Dicevo, sta dando tanto, soprattutto sotto i vetri, il giocatore con la maglia numero 13. C'è un altro fischio, non è d'accordissimo la formazione Sperira, il fallo è fischiato al numero 8 Matteo Salone, dovrebbe essere il quarto fallo personale per Matteo Salone. Allora vediamo quali saranno le contromisure da parte di Daniele Soro. Salone elemento imprescindibile della formazione Esperina. Salone per ora ancora lasciato in campo da parte dell'allenatore Masese. Pedrazzini intanto arresto e tiro, non vede però il canestro. Qua c'è il fallo fischiato al numero 13 Fois e arriva dunque il cambio, esce proprio Matteo Salone, 4 falli personali per lui e entra il numero 17 Piero Ganga. Cambio anche per la Ferrini, fuori Gianmarco Fois, autore di una buona prestazione soprattutto come detto sotto i vetri. Al suo posto rientra Marco Sirianni. 48-51, più 3 per la formazione Sperina, il primo turno, prima giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale Silver, 10° turno del torneo con formazioni particolarmente attrezzate, l'edizione 2018-2019. Qua non viene fischiato quello che è sembrato un fallo di Maurizio Pedrazzini e dunque spera che può ripartire. Recupera qua il pallone Stefano Chessa, rapida transizione ancora per l'Esperia, scarica un po' rimorchio per Edoardo Angius, qua un po' di difficoltà, decide giustamente di ripartire Piero Ganga, un po' di gioco fisico in questa fase. Elia però poi alla fine trova 2 punti importanti, arriva il fallo tecnico fischiato a Daniele Soro che dice: come fai a fischiare così? Leggiamo il labiale, grazie all'immagine del nostro Mattia Zeni. 50-51, dunque la Ferrini è nuovamente lì con questo canestro importante in transizione da parte di Nicolelli. Arriveranno anche presumibilmente un tiro libero, più possesso di palla per la formazione di casa. Continua a lamentarsi Daniele Soro. Ecco il nuovo pareggio della formazione di casa, 51 pari, arriva la rimessa nuovamente per l'Esperia, 4:48 da giocare, 51 pari il risultato. Angius, Pintor, arresto e tiro in allontanamento di Pintor, pallone ancora recuperato dalla formazione quartese con Graviano. Sanna ancora per Sirianni, un po' più leggero il gioco della Ferrini, qua però Pedrazzini addirittura chiede scusa per questo tiro cross troppo lungo. Edoardo Angius che prova l'1 contro 1, c'è la buona difesa da parte di Graviano, prova e riesce però a ripartire e qua c'è l'ottimo scarico per Stefano Chessa da parte di Marco Lecisco Cortu. 5-3-5-1, riesce a giocare sempre con buona lucidità la formazione Sperina anche nei momenti topici del match. Questo
poteva ed è sicuramente uno di questi. Attenzione perché Lia prova ancora la tripla, non deve avere fretta la Ferrini, si dovrebbe provare a mettere il naso avanti con maggiore convinzione. Pintor, arresto e tiro anche per lui. Arrivano altri 2 punti per Esperia. Antonello Sorci è costretto a chiamare un nuovo time out per provare a far cambiare rotta alla sua squadra. Per noi un piccolo spot e poi torniamo in diretta qua dal parquet di Via Pessina. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Siete tornati in diretta sul parquet di Via Pessina, 3 minuti e 47 alla fine del terzo quarto. Esperia ancora avanti, 55-51. Pallone sotto qua per Siriani, non è fortunato poi nel tentativo di riconquistare il possesso della palla. Subisce anche un colpo al naso, ne approfitta l'Esperia che con Stefano Chessa, che la consueta lucidità, trova un altro canestro, più 6 Esperia. Ancora penetrazione di Graviane, qua c'è un altro fallo fischiato ancora all'Esperia, fischiato al numero 17 Piero Ganga. Esperia che è già in bonus ed è nuovamente il momento di vedere sul parquet di gioco Mirko Pilo. Per Graviane intanto altri 2 tiri liberi. Va a segno anche il secondo dei 2 tiri liberi. Qua però è rapida la transizione dell'Esperia, che per poco non trova che un canestro con Piero Ganga. Ganga che però subisce comunque il fallo in attacco. Guardate la grande rapidità di transizione della formazione cagliaritana. Ganga che dunque andrà in lunetta anch'egli per 2 tiri liberi. (5-8, 5-3) il risultato. Si riaffaccia però la Ferrini sul 58-55, 2 minuti e 54 secondi da giocare. Chessa all'angolo. Intanto arriva un time out chiamato questa volta da Daniele Soro e allora anche per noi ancora un piccolo spot.
Nuovamente in diretta dal parquet di Via Pessina, quarto, 58-55, Speria ancora avanti in questo 10° turno del campionato di Serie C. Resta il tiro da parte di Stefano Chessa, il rimbalzo però qua ancora della Ferrini che può ripartire con Mauro Graviano. Pallone sotto per Manuel Fois che riceve ancora una volta la sfera, prova a giocare l'1 contro 1, tiene molto bene la difesa il numero 9 Marco Pintor. E dunque Manuel Fois che pesta la linea di fondo e sarà dunque ancora rimesso Speria. Intanto rientra con il numero 25 Davide Biggio. Chessa, Roberto Pintor, Marco Pintor, ancora Roberto Pintor, ribaltamento per Biggio. Pallone che però finisce ancora una volta fuori, non si segna né da una parte né dall'altra in questa fase finale della terza frazione. Sanna prova a trovare posizione Siriani, c'è però ancora una volta subito l'attento raddoppio difensivo da parte dell'Esperia. Siriani che davvero non è fortunato, soprattutto nelle sue giocate spalle a canestro in questa giornata. Chessa prova da dietro l'arco, pallone ancora per Biggio, sotto per Marco Pintor, per Roberto Pintor. Non è un bel momento del match, soprattutto nella costruzione delle trame offensive da una parte e dall'altra. C'è però ancora un rimbalzo in attacco per l'Esperia, provano forse anche a rifiatare un po' le squadre in questo momento. Davide Biggio ancora col tentativo nel tiro da fuori, qua alla fine Davide Sanna regala una palla agli avversari. Bravo, molto bravo Pintor a scaricare per Chessa che deve solo appoggiare a tabellone per il 60-55, minuto e 10 ancora. Pilo, Sirianni, ancora Mirko Pilo, arresto e tiro in punta, arriva la tripla fondamentale, tripla e tentativo di tiro che forse Mirko Pilo avrebbe dovuto e dovrebbe provare a prendersi più volte, perché è un tiro, è uno tra i suoi colpi. Intanto pesta, se non sbaglio, la linea laterale il giocatore dell'Esperia. Allora ancora un attacco quartese. Ferrini che dunque, come è successo alla fine del secondo quarto, può provare a chiudere la fine della terza frazione impattando, perché il risultato è 58-60 sul tabellone elettronico. Pallone che arriva a Siriani, ancora Mirko Pilo, questa volta però non è fortunato, il rimbalzo però è catturato da Davide Sanna, ancora per Pilo che ci riprova, questa volta lo 0-2 del giocatore sassarese. Spera che può allora ripartire, qua si aiuta decisamente con un braccio il giocatore dell'Esperia. Attenzione perché prova a ripartire Manuel Fois. Fasi davvero molto concitate del match, pallone che alla fine finisce fuori. Anche difficile a mio avviso capire chi ha attaccato per ultimo la palla in questa ultima azione. Gioco molto gradevole e spettacolare. Mancano 8 secondi, 60-58, più 2 ancora per l'Esperia, ma ci sono tutti i presupposti per godersi gli ultimi 10 minuti di questa sfida. Angius, arresto e tiro da dietro l'arca, pallone però troppo lungo, mancano solo 2 secondi, ci prova Pilo praticamente da metà campo, pallone che non colpisce neanche il ferro. Finisce anche la terza frazione di Esperia Ferrini, animi caldissimi da una parte e dall'altra. C'è però ancora dovrebbe esserci 2 tiri liberi, è sembrato un fallo dopo il tiro, no, sembrerebbe non essere così. Si concludono dunque i 10 minuti del terzo quarto. Allora noi andiamo nuovamente in pubblicità e poi torniamo in diretta per raccontarvi gli ultimi 10 minuti di questa avvincente sfida di C regionale.
J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Nuovamente in diretta qua dal parquet di via Pessina. Ci sono ancora gli ultimi 10 minuti da giocare di questa Ferrini Quartu Sant'Elena, Esperia Cagliari. Primo turno di ritorno del campionato di Serie C Silver. 58 Delogu Legnami, 60 Esperia, dunque 2 punti da recuperare. Ferrini che dopo 2 sconfitte in avvio contro Esperia e Santa Croce poi ha anellato ben 7 vittorie consecutive, ha battuto in sequenza Torres, Generucci, Antonianum, Calasete, Olimpia, Fotodinamico e Sant'Orsola nell'ultimo turno. Entrambi hanno 14 punti in classifica. Per Esperia un bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta finora, accusata proprio la scorsa settimana in casa contro l'Antonianum, una sconfitta che arrivò per 83-80. Mercoledì però c'è stato subito il pronto riscatto contro la giovane Torres di Antonio Mura, formazione sassarese battuta per 93-78. Intanto avete visto, Pilo ha messo a segno il tiro libero che era stato concesso per quel fallo dopo il tiro e dunque si è ripartito da quell'azione lì. Pallone che adesso finisce fuori. Intanto a terra un giocatore dell'Esperia. Dovrebbe trattarsi di Lecisco Corto con la maglia numero 25, no scusate, con la maglia numero 15, sì, quindi proprio Marco Lecisco Corto. Nulla di grave però per lui e si riparte. 9 minuti e 40 secondi ancora da giocare qua davanti a una numerosa cornice di pubblico, un campo caldissimo anche in virtù del restyling della palestra avvenuto qua in estate. Ci riprova ancora Marco Pintor, non è fortunato in questi ultimi tentativi da dietro l'arco il giocatore con la maglia numero 3 dell'Esperia. Sanna, l'uno contro uno contro Marco Pintor. Anche Sanna non è stato sicuramente protagonista di una gran giornata al tiro. Lecisco Corto, scarico ancora per Edoardo Angius, per il terminale offensivo Pintor, tocca per ultimo Lecisco Corto, allora si riparte ancora dal possesso Ferrini. Doppio cambio, rientra il numero 10 dell'Esperia Paolo Cornadia, ma rientra anche Nicola Elia con la maglia numero 5 al posto di Davide Sanna. Elia che è stato protagonista di 2 triple importantissime. Qua Siriani avrebbe tutto il tempo di girarsi e trovare il tiro, decide invece di scaricare per Mirko Piro e fa bene perché la tripla dell'ex giocatore della Fotodinamico Sesti permette alla Delogu Legnami di riaffacciarsi avanti 61-60. Vediamo se la formazione di Antonello Sorci poi sarà capace di non solo mantenere ma anche costruire un piccolo vantaggio. Non è così perché Marco Pintor viene servito sotto canestro e trova subito un altro facile appoggio a tabellone. Dunque nuovamente Esperia avanti. Sirianni però ancora spalla canestro, pallone per Elia, anche lui avrebbe il tempo di tirare ma decide di servire ancora una volta Sirianni. C'è la triplice difesa, triplice la doppia difensiva da parte dell'Esperia. Qua poco convinto Sirianni in realtà nel giocare, nel fare questa scelta offensiva. La difesa ancora di Elia, molto gradevole, molto agonisticamente viva questa sfida con
Marco Pintor, che ancora una volta trova un buon canestro, 64-61, 7 minuti e 46 ancora da giocare. Pallone sporcato da Angius, sarà ancora rimessa in attacco per la Ferrini, che avrà 8 secondi per giocare l'attacco. È un momento di rivedere in campo Gianmarco Fois, nuovamente un cambio per Marco Siriani che non è riuscito a incidere quanto potrebbe, soprattutto per le sue doti fisiche e atletiche. Intanto arriva la tripla importantissima da parte del numero 55 Ludovico Sane. Allora, dove non arrivano i veterani ci provano e ci riescono i giocatori più giovani. Guardia classe 99, cresciuta nel settore giovanile della Generusi Cagliari, 64-66 però, perché la Ferrini concede ancora un facile canestro agli avversari. Qua viene fischiato fallo a Mirko Pilo e qua mi sento di dire una lettura corretta da parte dei direttori di gara. Intanto Pilo va a mettere a posto dall'altra parte la retina di gioco. Ci sono ancora 7 minuti da giocare, 2 punti di vantaggio per la formazione ospite. Roberto Pintor, la difesa a zona schierata da Antonello Sorci per la Ferrini. Tanto operazioni per asciugare il parquet di gioco. Ricordiamo che di fronte ci sono i 2 migliori attacchi del campionato. La Ferrini segna una media di 87,4 punti a partita, per l'Esperia 88,2 e è un faccia a faccia anche tra le 2 migliori difese. L'Esperia che concede 73,7 punti agli avversari, la Ferrini poco meno, 72, e in effetti il match sembra orientato verso queste cifre. C'è però un altro rimbalzo offensivo da parte dell'Esperia, che adesso riallunga sul più 4, 6-4, 6-8, ed è anche il momento di rivedere in campo per gli ultimi 6 minuti Matteo Salone, che ha commesso il 4º fallo personale. Angius intanto prova a scaricare su Elia, che deve provare a tirar fuori una magia. 4 contro 2, prova a ritornare la Ferrini, però è veramente rapida la transizione sperina, che con Cornaglia trova un altro canestro che vale il più 6. Momento difficile per la Delogu Legnami. Lo scarica ancora per Elia, ci vorrebbe un'altra tripla, scarica invece molto bene Elia per Gianmarco Angius, Gianmarco Fois, scusate. Ancora difesa a zona da parte dei giocatori quartesi, prova la circolazione dell'Esperia, che però non trova più il canestro. Sta faticando adesso in attacco la formazione cagliaritana contro la difesa a zona dei ragazzi di Antonello Sorci. Vediamo quanto questi però saranno capaci poi di trovare la via del canestro. Qua azione spettacolare di Manuel Fois, che però è poi poco concreto, subisce sì fallo. Fois che ha avuto occasione più volte per andare a canestro. Intanto rientra in campo Matteo Salone al posto di Marco Pintor. Alla classe 1993, ottimo tiratore da 3 punti, parlo ovviamente di Matteo Salone, giocatore che ha sempre giocato con la maglia Esperia, giocatore che dà anche una mano all'Academy in qualità di fisioterapista. Realizza comunque con la maglia Esperia più di 16 punti di media a partita. Nuovamente in campo per la Ferrini anche Casula. Ci sono 5 minuti e 33 ancora da giocare, meno 2 Ferrini, dunque entriamo nella fase topica del match. Pintor
Biggio scarica per Cornaglia, subisce però il fallo, dovrebbe essere proprio di Casula, così dovrebbe essere, e dunque sarà rimessa ancora per la Ferrini. Qua recupera Pilo, c'è un 2 contro 1, decide di fare tutto da solo Pilo, poteva forse giocare con Ludovico Sanna, vero è che è stata pronta la tifosa granata. Ancora Pilo, arresto, tiro per lui, pallone che poi finisce nelle mani di Gianmarco Fois, al quale poi è stato fischiato fallo in attacco, reo di essersi aiutato nel tentativo di conquistare questo pallone, e dovrebbe essere il quinto fallo personale per Gianmarco Fois, che dunque termina così il match. Ha inciso in maniera importante soprattutto all'inizio della terza frazione, quando la Ferrini faceva fatica soprattutto a prendere posizione nel pitturato, ha conquistato ottimi rimbalzi trovando anche buoni canestri da sotto, scrivendo punti a tabellino che hanno permesso di tenere la De Logu Legnami incollata alla formazione ospite che ora conduce a 4 minuti e 58 dalla fine della gara con di soli 2 punti, 70-68. Operazione di asciugatura del parquet di via Pessina. Ricordiamo allora quelle che sono le altre partite di questo 10° turno. Primo di ritorno si gioca anche Calasetta Antonianum, Sant'Orsola Sassari contro Santa Croce Olbia, Generugi Olimpia e Torres contro il Fotodinamico Sesto. Nel prossimo turno la Ferrini, come detto, giocherà ancora in casa contro la Santa Croce Olbia. Per l'Esperia invece trasferta difficile sul campo dell'altra ambiziosa formazione del girone unico di questa C regionale Silver, cioè sul parquet di Calasetta, sul parquet di Chamain. Lo scorso anno la Ferrini, guidata da Simone Dina, ha vinto il campionato di C regionale, ma poi non è riuscita a ottenere il sogno della Serie B nel concentramento nazionale di Ferentino. Ricorderete quartesi che sono stati battuti sia dall'Aquila Palermo 92-82 dopo un tempo supplementare, ma anche da Ancona per 118-66. Ancona che poi venne promossa in Serie B. 70-68, 4 minuti e 55, entra nel vivo dunque De Logu Legnami quarto contro Esperia. Qua Stefano Chessa prova il gioco a spalla canestro, subisce ancora il fallo di Casula. E qua con l'aiuto del ferro trova il secondo tentativo Stefano Chessa, 71-68, più 3 Esperia. Graviano, penetrazione di Graviano, molto brava ad allungare l'ultimo passo in penetrazione, trovare il pertugio giusto per appoggiare a canestro. 71-70, un punto da recuperare per la Ferrini, un punto da conservare gelosamente, se possibile rimpinguare invece per l'Esperia, che scarica ancora bene per Stefano Chessa. Ancora un fallo fischiato a Casula, dunque 2 attacchi da parte di Stefano Chessa che permettono al giocatore con la maglia 00 dell'Esperia di andare ancora una volta in lunetta, in precedenza l'1 su 2. Vediamo cosa
saprà fare adesso il play guardia classe 93 prodotto del settore giovanile della Scuola Basket Cagliari. Ha giocato a lungo in C nazionale con l'Olimpia Cagliari, 2 stagioni fa il passaggio all'Esperia con cui ha conquistato anche i playoff nazionali nel 2017. Esperto difensore, soprattutto utilizzato in tal senso dai giocatori in campo, grande capacità di recuperare anche sfondamenti in attacco Stefano Chessa, ma soprattutto grande pressione e intensità difensiva per lui. Si continua a giocare qua, perde il pallone ma c'è un fallo che viene fischiato, dicevo perde il pallone la Ferrini ma c'è un fallo che poi viene fischiato numero 25 Biggio, e dunque la Ferrini si salva in questa occasione perché potrà usufruire di un altro possesso in attacco. Penetrazione decisamente però fuori misura per Ludovico Sanna. Roberto Pintor, passaggio forte, profondo nel tentativo di servire Stefano Chessa, però decisamente fuori di misura. Nuovamente dentro Paolo Cornaglia, qualche minuto di recupero per il numero 25 Biggio e attacco ancora per la Ferrini con Graviano, Casula, Elia, Sirianni, servito a spalla a canestro però comunque lontano. Ancora Elia, prova a servire ancora Sirianni che fa fatica proprio a trovare lo spazio giusto. Arriva la tripla di Mirko Pilo. Nuovo vantaggio ancora per la Delogu Legnami, 7-3, 7-2, 3 minuti e 25 ancora da giocare. Ora ci prova Angius invece che trova anche egli una tripla importante. Si gioca molto da dietro l'arco in questa fase finale della gara. Sbaglia qua la Ferrini, 7-5, 7-3 più 2 per l'Esperia. Non c'è fallo in attacco qua secondo i direttori di gara, pallone che viene scaricato sotto per Cornaglia che trova 2 punti, non è d'accordo Nicola Elia e in effetti ci è sembrata una scelta, se vogliamo, generosa da parte del direttore di gara. Canestro che ci stava tutto, il fallo però è sembrato un po' qualcosa di troppo. Viene fischiato anche un fallo tecnico a Mauro Graviano in un momento in cui con tutta la probabilità non ci stava. Allora vediamo che cosa succederà. Intanto 4 punti di vantaggio per l'Esperia Cagliari, 77-73. Ci sono ancora 2 minuti e 53 secondi da giocare. Arriva prontamente il time out perché oltre a questo potenziale gioco da 3 punti ci sarà con tutta probabilità anche un tiro libero e possesso per la formazione ospite. Un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Due minuti e 53 secondi da giocare, 4 punti da recuperare per la Delogu Legnami, Quartus Sant'Elena. È il big match della Serie C regionale. Allora, come detto, Cornaglia andrà in lunetta per un ulteriore tiro libero dopo il bel canestro, ha subito il fallo da parte di Nicola Elia.
Giocatori lontani dall'area dei 3 secondi. Primo tiro che non va, però a segno per Paolo Cornaglia. E arriva dunque il tiro figlio della scelta del fallo tecnico. Mette a segno invece il secondo tiro libero. 7-8, 7-3, ci sono 5 punti da recuperare per la Delogu Legnami Quartus Sant'Elena. Graviano, pallone per Pilo, trova finalmente Siriani, dico finalmente perché Siriani davvero non è riuscito a incidere come avrebbe potuto, come ho detto più volte nel pitturato. Arriva un canestro che riporta la Ferrini a un possesso di distacco, Ferrini che recupera qua il pallone con l'esperienza di Nicola Elia. Ancora il pallone per Graviano, tenta la penetrazione, colpisce però con il piede Edoardo Angius. Allora si riparte con l'attacco dal fondo per la Ferrini. 2 minuti e 18 secondi da giocare. Pedrazzini non riesce ad andare via dalla morsa difensiva di Stefano Chessa. Maurizio Pedrazzini, sarà però ancora attacco per la Ferrini. Graviano esce dal blocco, Mirko Pilo, pallone per Siriani in punta, lontano da canestro. Elia ci pensa per un attimo a scaricare, poi però decide di prendere lui la scelta offensiva e fa bene perché appoggia a tabellone. 7-7, 7-8, un punto da recuperare ancora per la Ferrini. Pintor arresta e tiro da 3 punti, mette una gran tripla Roberto Pintor, glaciale in questa fase finale. 81-77, 4 punti da recuperare per la Ferrini. Graviano che gioca a spalle a canestro, trovando il canestro con fallo e dunque anche un tiro libero per Mauro Graviano. Il canestro è buono, anzi il canestro non è buono e sembrerebbe esserci anche un fallo in attacco da parte di Mauro Graviano. Davvero curiosa questa scelta offensiva, questa scelta arbitrale. 7-9-8-1 dunque. Quindi canestro buono, così sembra, ma fallo dopo il tiro. Così dovrebbe essere perché l'Esperia con Stefano Chessa va di nuovo in lunetta. Mette a segno anche il secondo tiro libero, dunque si riaffaccia sul +4. 1:44 ancora da giocare. Graviano scarica per Pedrazzini, ancora sotto per Graviano, può usare tutta, tanto Graviano viene stoppato, scusate, Siriani viene stoppato su questo tentativo, poi però trova ancora il canestro. 81-83, fasi caldissime, 1 minuto e 22 da giocare. Roberto Pintor si gioca ancora per vie orizzontali, Angius ancora a cercare Paolo Cornaglia, arresto e tiro, pallone però che è corto, recupera la Ferrini con Siriani. Graviano, 1 minuto esatto da giocare. Elia, pallone che però è troppo corto, recuperato da Mirko Pilo. Ancora un tentativo di tripla da parte di Pilo, praticamente tutti giocatori per terra. Può ripartire ancora l'Esperia, che adesso decide di rallentare forte dei 2 punti di vantaggio. 2 tentativi di tripla, prima da parte di Nicola Elia, poi da parte di Mirko Pilo, entrambi sfortunati per la Ferrini. Sono ancora 34 secondi da giocare, +2 per l'Esperia. Roberto Pintor, attenzione perché c'è un altro possesso e potrebbe essere l'ultimo per la Ferrini, che è sotto di 2 lunghezze. Graviano, vediamo quale sarà la scelta, attaccare subito, e c'è un fallo in attacco fischiato a Mauro Graviano. Fallo in attacco fischiato a Mauro Graviano e
mi sento di dire non diverso dalle giocate spalle a canestro di qualche istante fa. Non è d'accordo Mauro Graviano, certo è che è una scelta arbitrale che in qualche modo va a condizionare l'esito finale di questa sfida. Ci sono ancora 14 secondi da giocare, ma vero è se questo era fallo in attacco, anche quello precedente doveva essere tale, perché sono sembrate davvero due giocate molto simili. Così è comunque, l'Esperia avanti di 2 punti, 14 secondi ancora da giocare. Granata che avranno anche il vantaggio del possesso della sfera, piccolo spot e poi torniamo in diretta. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. ...14 secondi da giocare. Graviano intanto va a chiedere lumi ancora ai direttori di gara. In effetti torniamo su quanto è accaduto. Vediamo quale sarà la scelta difensiva da parte della Delogu Legnami Quarto Sant'Elena, se fare fallo subito ma con tutta probabilità fallo subito. Questa sarà la scelta da parte di Antonello Sorci, provare a portare in lunetta la formazione granata per poi magari strappare un rimbalzo e provare a giocare per una tripla che non è stata fortunata, soprattutto negli ultimi 2 tentativi, quelli di Nicoleria ma anche quelli di Mirko Pilo. Attacco dunque, come detto, non si riesce, solo adesso si riesce a fischiare il fallo in attacco, fischiato a Nicoleria su Edoardo Angius. Forse non è la scelta migliore, Angius particolarmente preciso dalla lunetta. 11 secondi da giocare. E mette infatti a segno il primo dei 2 tiri liberi. Vediamo quanto starà freddo Angius in questo secondo tiro. Un canestro in qualche modo metterebbe una pietra sopra su questo match. E arriva dunque il +4. C'è il time out chiamato ancora da Antonello Sorci. +4 a 11 secondi dalla fine per l'Esperia. Per noi ancora un po' di pubblicità. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Siete tornati in diretta dal parquet di Via Pessina, quarto per gli ultimi 11 secondi. Vediamo quale sarà la scelta di entrambe le squadre. Per l'Esperia con tutta la probabilità l'obiettivo è semplicemente quello di difendere forte. Arriva il canestro di Graviano, ci sono ancora 9 secondi, la partita non è finita, c'è il fallo fischiato questa volta su Biggio con 8 secondi da giocare. Attenzione perché la Ferrini è nuovamente lì in ritardo di sole 2 lunghezze, 85 a 83. Adesso dunque è Davide Biggio a dimostrare di avere la freddezza giusta per chiudere la contesa.
sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Mette a segno invece il secondo. Praticamente sono tutte qua le chance della Ferrini. Attenzione perché c'è un fallo nel tentativo di tiro da dietro l'arco su Maurizio Petrazzini, che a questo punto stava tirando. Ci sentiamo di dirlo in maniera totale e le immagini del nostro Mattia Azzeni sono eloquenti. Maurizio Petrazzini stava tirando, palese tentativo di tiro da dietro l'arco, che viene chiamato dai giudici come un fallo non su tentativo di tiro. Dunque gli arbitri si trovano adesso a confabulare, lo vedete con le immagini del nostro Mattia Azzeni. Insomma, sembra davvero una strana decisione questa da parte dei tiri di gara. Non è così, insomma, è veramente molto strana, anche perché insomma a 7 secondi dalla fine con la Delogu Legnami sotto di 3 punti, l'unica vera scelta possibile per rimettere in piedi la partita doveva e poteva essere solo il tiro da dietro l'arco, e queste scelte rischiano di rovinare anzi fatemi dire, lo sport più bello del mondo, qual è la pallacanestro. Anche Nicola Elia, insomma, molto strana. Comunque arriva un altro time out. È strana questa scelta, è strana, mi sento di dire. Che è particolare, perché gli arbitri intanto che continuano a parlare tra di loro. C'è intanto ancora un time out, sorrisi ironici in casa Delogu Legnami. Stefano Mele e Gianmario Battaglia di Sassari l'hanno vista in maniera diversa questa scelta finale. Comunque sarà rimessa al laterale per la Ferrini. 86-83, ci sono appena 2 secondi per chiudere l'azione. Vediamo chi riuscirà. Si gira Petrazzini e finisce qui. Dunque l'Esperia batte la Ferrini 86-83. La Ferrini ha lottato sino all'ultimo. L'Esperia, va detto, è stata molto brillante, soprattutto in chiave offensiva. Ha imbrigliato dal punto di vista difensivo Siriani e tutti i centimetri a disposizione della Ferrini. Ha trovato una vittoria importante, una vittoria che non sarà povera di polemiche, perché insomma ci sono comunque delle scelte arbitrali che faranno certamente discutere. Io ringrazio Mattia Azzeni per l'immagine, per la parte tecnica relativa a questa diretta. Vi do ovviamente l'appuntamento sugli schemi di Diretta Sport per le altre discipline sportive, ma anche per i contenuti giornalistici e le interviste ai protagonisti. Da Mauro Farris per ora il più cordiale buona serata. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.